Bentrovati a tutti, welcome to Lignano, benvenuti a Lignano. Tra poco presenteremo alcuni membri della squadra nazionale di atletica della Giamaica che sono appena tornati dalle Olimpiadi di Londra e che abitualmente si allenano e soggiornano per molto tempo qui a Lignano, Sabbiadoro. Prima di questo consentitemi di fare qualche ringraziamento di rito, diciamo. Anzitutto ringraziamo i padroni di casa, quindi il Puntafaro Beach e lo staff del Caso Mai che ci stanno ospitando in questo pomeriggio. Ringraziamo la Virus Concert, Music Team e Homepage Festival e naturalmente ringraziamo il Comune di Lignano che ci ospita nella persona del sindaco Luca Fanotto e del vice sindaco Vico Meroi. E ultimo ma non ultimo ringrazio anche l'assessorato al turismo e attività produttive nella persona di Federica Seganti. Allora io intanto presento, I will introduce you now to the audience in internet. Gli atleti che sono presenti qui oggi con noi: Shelly Ann Fraser Price, oro nei 100 a Londra, argento nei 200 e argento nella 4%. Lui si chiama Nesta ma non è un calciatore, è la medaglia d'oro nella 4% a Londra assieme a Usain Bolt, a Blake e a Frater. Nesta Carter. La Melaine Walker, lui c'è? Rasheen McDonald, Sharon Simpson che è medaglia d'argento nella 4% a Londra e Anisha McLaughlin. Salutiamo anche lo staff tecnico e gli accompagnatori, quindi Andre Edwards, Christopher Harley, Patrick Watson, Colin Turner e Adrian Laidlow. Allora, poi partiamo. Okay. Just a few seconds, we are waiting for the first online, and the first question is for Shelly Ann Fraser. That is, what is the hardest thing you gave up to become a star of athletic? Wow. I think the hardest thing I had to give up was eating whatever I wanted. I love ice cream, I love chocolate, I love soda, all the bad junk food. Penso che la cosa più difficile da fare sia stata quella di rinunciare a mangiare tante cose, come ad esempio il gelato e tutto il cibo considerato un po' spazzatura. So can I ask you, what other sport are you passionate about apart from running? If you have any other passion. Okay. The next sport that I think I'm passionate about is swimming, but I can't swim. Qual è lo sport che oltre all'atletica ti appassiona di più? Beh, lo sport è il nuoto, però non lo posso praticare. Beh, here we can now. After this session, I would like to this time to Nesta Carter. Which is the athlete that has caught your attention the most in these Olympic Games and in general in your lifetime? La domanda è per Nesta Carter ed è: qual è stato l'atleta che ti ha impressionato di più nella tua vita? For the Olympics, I would say Usain Bolt, knowing that he's the first person to win double at the Olympic champion and getting 6 Olympic gold medal. Sicuramente Usain Bolt, che alle Olimpiadi ha vinto molto, ha vinto 6 medaglie.
And in my lifetime, I would say Sharon Sims because she's the one motivate me from high school to pursue a career in track and field. Un altro è Simpson, che mi ha motivato molto da quando la conosco. Thank you. Yeah, I have a question that comes for Rasheen McDonald. Rasheen, you are the youngest member of Jamaican team. How did it make you feel? It made me feel proud and make my family feel proud and my coach. And in myself, I feel good right now. This is a typical question for Miss Fraser Price. It's comparing the gold medal in Beijing and the one in London. Which one the best? It's not possible to say, but is there any difference? Well, the difference I would say is that in 2008, I was inexperienced. You know, I was 21, and for me, the dream was just to get to the finals, and I surprised myself, and I won, and I would definitely think that that medal to me it showed that, you know, once I believed in myself and I stay confident and work hard, then anything is possible. Dunque la differenza tra la vittoria alle Olimpiadi di Pechino e quella di Londra, in che cosa si è manifestata, diciamo, qual era la medaglia più sentita? Lei ha detto che nel 2008 era tendenzialmente più giovane, quindi un po' più inesperta, e non pensava di vincere, voleva semplicemente qualificarsi per le finali, e invece la vittoria è stata assolutamente la conferma del fatto che se uno crede in se stesso e lavora sodo riesce a ottenere i risultati. Can I make a question to Miss Simpson? Prossima domanda è per la signora Simpson. If you hasn't been a sportswoman, what would you have chosen to be? Se avessi voluto diventare un atleta, che cosa avrebbe voluto? I think I would have been in the hotel industry. I majored in food service management back in Jamaica at the University of Technology. I really have a passion for cooking, and I think that being in the food industry would have been the other area if not doing track and field. So this is the right country for you. Yes, it is. Se non fosse diventata un atleta si sarebbe dedicata, diciamo, lei ha avuto una preparazione nell'hotelleria, quindi nel turismo in realtà, e ha una passione per il cibo, quindi qualcosa che aveva a che fare comunque con la cucina. For everybody, I mean, this could be answered by everybody. A piece of advice for those who want to enter the sport world, for each of you, from each of you. Qualche consiglio per chi vuole approcciare il mondo dello sport? La domanda è destinata a tutti. The first thing I would say, you have to have a desire and you have to have passion and discipline in order to pursue any goals that you would want to do. Diciamo, il consiglio principale è avere un forte desiderio, una passione che vi muove, sicuramente anche la disciplina e sapere a che cosa puntare. For me, I would definitely say you have to first believe in yourself before anybody else can believe in you. So I would definitely give that piece of advice. Credere in se stessi più di chiunque altro, questo è il mio consiglio più accorato. You know, I would say it will not be an easy road. It's a lot of hard work, you know, getting to the top, but it's much harder staying on top. You just have to believe in yourself, stay focused, and, you know, believe in the one you trust in. Non è assolutamente facile, è una strada anche un po' in salita e oltretutto anche mantenere il traguardo raggiunto, mantenere la posizione raggiunta. Bisogna stare assolutamente focalizzati in se stessi, credere nell'unica persona che ti ha portato fin lì.
Questa l'ho già fatta. I would say to encourage persons who love track and love to do track and help us to work hard in the future on our goals. Lavorare molto sodo in se stessi e credere in se stessi. I would say you have to be very disciplined and focus on the goal that you want to achieve. E bisogna essere assolutamente molto disciplinati e essere focalizzati su quello che vuoi diventare, che vuoi raggiungere. Okay, there is a question from... Sorry. For me, I would say you have to identify the type of sport you want to take part in and work towards your goals and try and stay positive. Ok. Devi identificare lo sport nel quale vuoi primeggiare e assolutamente lavorare molto molto sodo su quello. Okay, thank you very much. There is a question from Stefano Coccato. How many hours of training per day? Una domanda, quante For ore everybody. di allenamento ogni giorno di solito praticate? For us, it's different because everybody here trains together, and we train twice a day. Sometimes 4 in the morning, sometimes 3, and then back in the afternoon 4 or 3. So I would say roughly 8 or 7 hours a day. Allora, si tratta di circa 2 allenamenti al giorno, dalle 3 alle 4 ore l'uno, uno la mattina e uno pomeriggio, quindi circa un totale di 7-8 ore al giorno di allenamenti. Abbastanza, it's enough. Questo è Giamaica Lignano that ask for Shelley and the others, why do you run? It's a strange question, isn't it? La domanda è perché corri? We don't know. We don't have an idea. We don't have a clue. I believe that going to school at an early age, we get to play. And in play, some of the times, people around us see our different talents in whatever we do. And I believe that was probably the starting point of any athlete's talent and where they're going or whatever. So, I mean, if it may be basketball or track and field, I think for us, we all probably play and in the end, play get real serious, become a lifetime thing. Dunque, probabilmente tutto è cominciato dalla scuola, quando comunque si gioca e qualcuno ha avuto modo di mettere a fuoco, di far vedere il proprio talento. Chi in una disciplina, chi nell'altra, nel basket o in altri giochi, e sicuramente quello che probabilmente mi ha distinta è stata la corsa. For me, my mother used to run as well, and I grew up always running, and I also believe that my talent is a gift from God, and the only thing I can do is share it with the world, and I believe that I'm capable of doing so much when it comes to track and field, so it's something that has passed on to me from my mother, and I've cherished it since. È una passione che deriva da mia madre, perché anche mia madre correva. Io ritengo che questo sia un talento che mi abbia donato Dio e quindi voglio condividerlo con tutti voi. È proprio una passione che ho ereditato da mia madre. This is another question from redazione Facebook 20. Do you think that being born in Jamaica helping you get to the top? Credete che I think so. credete che essere nati in Giamaica vi abbia I can't dato answer. una mano per raggiungere i vertici? Maybe to some extent, being born in Jamaica, but I believe that if God gives you a given talent in wherever you come from, you are going to be able to use this talent to the best of your ability, and somebody around the world will see it, and everybody else. So I believe it's just being born with the gift to do something and you pursuing it. That's what makes it so special. Probabilmente sì, diciamo la Giamaica magari ha dato, l'essere nati in Giamaica ha dato una mano. Quello che sicuramente ci contraddistingue è il fatto di essere nati con un talento
e di averci creduto, quindi uno in realtà può nascere dovunque nel mondo purché riesca a riconoscere il suo talento, a coltivarlo e a crederci fino in fondo. Well, I have a question for Shelley, because we always talk about victories, but what was your worst failure? In case you had ones. For me, I would definitely say that when I was in high school, I was always someone who I would do my schoolwork. I would definitely pay attention most times, and I would give a lot of trouble as well. But I didn't give 100% when I was in school, in high school, until I left high school and went to college. Then I started to give 100%. So I think I would definitely say that one of my failures was not, paying more attention in school and, fulfilling my potential, the potential that I exhibit now in college. La domanda è stata qual è il peggior fallimento che hai, diciamo la perdita che hai fatto, e la risposta è stata probabilmente nell'high school, perché non ho dato veramente il 100% fino a quando non sono arrivata al college e mi sono resa conto che effettivamente valeva la pena impegnarsi per ottenere dei risultati. So another question and this is for everybody, regard the relationship with Lignano. What do you think about Lignano Sabbiadoro, and why are you go back here every year to train? Adesso qual è il vostro rapporto con Lignano e cosa pensate di Lignano e come mai tornate ogni anno qui ad allenarvi? Ciao Italy. I love being here in Italy. It's similar to Jamaica, the sun, wonderful people, great food is wonderful. I mean, I love pasta. I've become an addict. I want to have it when I'm in Jamaica. So I would definitely say being here is like, home away from home. And the people are, they are warm, especially, at the Hotel Fraipini where we stay. It's just a lot of warmth, and it's not like when you're here, you don't feel bored or away from home, because the time that you're here and the experiences that you get here is just wonderful, that when you go home, you have so much to share. Thank you all for first of all. La cosa particolare di Lignano è che ti senti a casa anche lontano da casa, e che le esperienze che vivi qui, quello che provi qui, hai solo voglia di condividerlo poi anche una volta che torni a casa. Lei in particolare è diventata assolutamente appassionata del cibo italiano, perché comunque la Giamaica e l'Italia hanno molte somiglianze, e il cibo, la gente, l'accoglienza che ricevono anche all'Hotel Fraipini che li ospita, dove loro hanno la base, diciamo, è un motivo un ottimo motivo per farli tornare ogni anno. I just believe Italy is a home away from home. When we're here, we're a lot more focused on what we're trying to accomplish, because it's a lot more quiet, and a lot of people is not disturbing you. And I mean, the hospitality that we get here is phenomenal. It's really great. And I want to say thanks to Marco and the rest of the squad for making us feel real comfortable here. The beaches are nice. I mean, we're always being pampered at any time. I mean, we really love it here, and I mean, we have to give them thanks for that. It's just a home away from home, and we always look forward to come. Dunque l'Italia è una loro seconda casa praticamente, e l'ospitalità che ricevono qui è veramente di livello. E ringraziano ancora lo staff e tutto l'hotel che li ospita e tutta la località, perché apprezzano soprattutto anche le spiagge, il clima e la gente che gli permette di allenarsi nella riservatezza, ma comunque di poter dare il massimo, e soprattutto appunto il calore della gente e l'ospitalità che fa la differenza. And we have a piece of Jamaica for you after this,
poi abbiamo un regalo dalla Giamaica per voi dopo questa intervista. So, another nice question that comes from Jamaica Lignano is why Jamaican people are so fast? Perché i giamaicani sono così veloci? I do think that with Jamaica being a small island, I think we are very determined. Whatever we do as Jamaicans, we want to be the best. So I think that we strive to be the best, and that is what we do in everything that, we do. In Giamaica cerchiamo veramente di fare le cose sempre al meglio, quindi in ogni cosa su cui ci cimentiamo cerchiamo veramente di dare il massimo e obiettivamente ce la facciamo. È proprio una caratteristica dei giamaicani. And this is obviously a question for Shelley. It's obviously very difficult to defend the gold medal. It's very difficult. Possibly the second one, in my opinion, is worse than the first one. How was your experience? I think my experience was good. The road was the road to my success had a lot of hills, and so were smooth roads. 2011, I came fourth at the World Championship in Daegu, and I think when that happened, I went back home to Jamaica, worked hard, and I stayed focused because in 2008, when I crossed the line, the goal was always to defend the title in 2012. And I think, one of the things that, helped me to achieve that is the support system that I had around me, coaching staff, massage therapist, everyone, management team, family, friend, husband, everyone that played a role in me being here I had to give them credit because, the support was just crazy, and it helped to keep me motivated and focus on what I need to achieve. So I would definitely say it was worth it at the end. La domanda è stata, diciamo che la cosa più difficile oltre a vincere l'oro è mantenerlo, e lei ha risposto, cioè come si fa a mantenerlo, la cosa che ha fatto la differenza dopo l'oro di Pechino, ha detto che è tornata a casa e soprattutto il supporto di cui ha potuto fruire da tutti i membri dello staff, dal coach, dal manager, dalla famiglia, dagli amici, hanno sicuramente fatto la differenza, oltre a tutta una serie di allenamenti, di massaggi, di training dedicati. Quindi anche l'affetto e lo stare vicino alle altre persone che l'hanno sostenuta. This is a strange question. Have you ever committed a false start during an Olympic Games? Ha mai fatto una falsa partenza durante le Olimpiadi? Nobody. No, nessuno. Question from Luca Lorenzini. Luke Lawrence. Do you really think that pasta can be a boost for your performances? If yes, can you suggest your preferred dish? Pasta dish. Può essere che la pasta sia un incentivo alle tue performance? For me, I would say yes, because my favorite dish before a competition is pasta and chicken. But I don't even know which one I like best, so I would have it with tomato and chicken. So for me, I would say yes. Io direi che per me sì, perché è uno dei miei piatti preferiti, la pasta con il pollo, e quindi prima di ogni gara, di ogni performance ne prendo un piatto. I would say yes, because obviously I don't gain weight easily. So I'm the athlete who can eat what I want to eat and still be okay, but you have to know what type of athletes are you. And I mean, in going to college in the States, they always try to make us eat pasta because they say it's champions food. And I think coming to Lignano, where Mark and them look about a lot of pasta and stuff, I'm always excited because I love pasta. I rather eat with the meat sauce because it gives me a lot. That's a good flavor for me. So I believe, the pasta will work for me.
Sì, diciamo che la pasta è sicuramente un buon acceleratore perché la mangio sempre molto volentieri, soprattutto con il sugo di carne. All of you are champions, but do you have any other secret wish except from running? Ognuno di voi è un campione, ma c'è qualcuno che ha anche un desiderio Sogno nel segreto, cassetto. oltre all'essere un atleta? Any other wish? My secret wish. It's a secret, so why would I need to tell anybody? Il mio desiderio segreto è un segreto, quindi non vedo perché svelarlo. Okay, I'll let you in the secret since it's Lignano. Vabbè, allora Ok. vediamo di svelare qualche segreto proprio perché si tratta, cioè siamo a Lignano. It's a secret, so please keep it. Quindi mi raccomando, tenetevelo per voi. My secret wish is, I wish I could fly. Because that way, I wouldn't have to worry about starting fast out of the blocks. I would just get there irregardless of the fact if I started fast. Il mio desiderio sarebbe quello di volare, così non avrei pensieri di stare lì ai blocchi di partenza e dover correre velocemente. For me, I wish I was a top model to wear all the designer clothes and all the goodies that comes with it. Per me sarebbe quello di diventare una top model per indossare tutti gli abiti dei più famosi e prestigiosi stilisti di moda. My secret wish is I wish I would have power. Huh? What kind of what? To run as fast as you can. Non ho capito. His secret wish is to have powers to run as fast as he can. Di poter correre ancora più veloce di prima. Superhero, yeah. A superhero. Come un supereroe. Yeah, so. Which one? Which whatever- superhero? No, I want to be that one that has all the powers. Voglio So- essere quello che ha tutti i Yeah. poteri. X-Man, X-Woman. So if I want to be fast, I can be fast. And if I want to fly, I can fly. And if Quindi- I want to Se voglio correre velocemente, corro and if I want to velocemente. be strong, I can be strong. So yeah, I believe in having that superhero power, I would be invincible. Yes. Quindi diventare una specie di supereroe con tutti i poteri, quindi se voglio correre veloce corro veloce, se voglio volare volo e se voglio essere più forte di tutti ho anche quello. Un supereroe che è praticamente invincibile. Well, for me, my secret wish, well, it's now out, knowing that I'm going to say, is that Jamaica culture should stay like, I would say Qatar, where you can have more than one wife. We didn't catch it. Ah, ok. Ok, Yeah. che si possa avere, cioè che possa essere come in Qatar dove si possa avere più di una moglie. How many will you collect? It's a lot of trouble. That's a secret. Just more than Many one. wives is a lot of trouble. And how many do you want to collect? That's the next part of the secret. Okay. Don't be shy. She have any, so. You don't have any secret. No secrets in Qatar, no nothing. No. So the last question from here is when you will have kids, will you suggest them to become a runner or not? Quando nel momento in cui avreste dei figli, gli suggerireste di diventare degli atleti, dei corridori oppure no? Well, for my son or daughter, I would say no. I think he or she will make their own decision. Non glielo consiglio, penso che gli lascerei scegliere la sua strada. For me, I would say no.
Obviously, because they should make their own decision. And track and field is just too hard. I don't want to see my child go through what I've been through. E prima di tutto deve scegliere lui quello che vuole diventare, e poi in seconda battuta in realtà è molto dura, quindi non so se gli vorrei augurare di dover lavorare così sodo come devo fare io. Children, yes, I want to have one. Vorrei avere un figlio. It's true. I just want to have a girl because I've already have the name and everything put down. And yes, I would like her to follow after her mother's footsteps because the name of my child actually means shadow. So I wish she would follow in the shadow of her mother. E vorrei avere una bambina perché in realtà ho già anche il nome pronto e vorrei che seguisse le orme della mamma perché la vorrei chiamare Shadow, che vuol dire ombra. E quindi diciamo che avrebbe un destino già segnato. Oh, you are too young to have children. No. Come on. I want 25 children. Lui vuole 5 figli. With one wife or more than one? More than one. Con più di una moglie. Any pretendant? I would say I will support my children in whatever they choose to do. Io penso che darò sostegno ai miei figli in qualsiasi cosa loro vorranno diventare. 2 to 4 children, yeah. 2 to 4, that's okay, good. There is a nice question from Gabriella. You are all so glamorous. Are you also inspired by Italian fashion and the trends you see? You see people wearing il Lignano and you get some influence from this? Allora, una domanda chiedono se siete anche molto glamour, molto fashion, insomma, la moda. E cosa vi prende, diciamo, dove prendete lo spunto? Okay, Italians fashion complimente. Let me tell you, I love Italian fashion, of course, you know. It's very expensive for us because we get paid in Jamaicans, and if you convert, then I'm guessing it's like 5 to 1. So, but we do love the fashion that we see here, especially in your men. They have good taste, and their preferred color is white, which is really nice for us. It's sexy, we think, and they wear a lot of fitted clothes, and we like men in fitted clothes. So, so we'll definitely say your fashion is superb. Adorano la moda italiana, l'unica cosa che un po' a loro è sconveniente perché hanno un cambio con la valuta giamaicana, visto che sono pagati con la valuta giamaicana, è piuttosto sconveniente perché è l'equivalente di 5-1. Adorano soprattutto il buon gusto che hanno gli uomini nel vestire, il colore preferito è il bianco perché rende, diciamo, più sexy, e soprattutto anche gli abiti attillati. Well, for me, I would say yes because I enjoy watching the females going to the beach because they're dressed really different from the ladies in Jamaica. No doubt about that. Apprezza la moda, soprattutto gli piace vedere, diciamo, le passerelle delle ragazze che vanno in spiaggia o vanno al mare. We have another question about the Olympics from Luca Lorenzini. Un'altra domanda in merito ai Giochi Olimpici. How was the mood, the spirit that you could breathe during the Olympic Games among the athletes? Com'era lo spirito, com'era l'umore anche tra gli altri atleti durante i Giochi? The spirit at the Olympics was okay in atmosphere, but for being amongst our teammates right here, it's like really fun. You forget that, you know, sometimes you're going to compete because we're there, you know, having so much fun, you know, enjoying each other's company, you know, laughing, running jokes, and, you know, I think that is part of our relaxation technique where, you know, we try to
enjoy each other and comfort each other, and you know, when it's time for them to run, you know, we tell them good luck and we cry with them, we scream with them, we do everything. So I think that's a good part of being at the Olympics. Far parte dei Giochi Olimpici garantisce la presenza sempre di un team di un certo tipo, quindi lo stare accanto ad atleti e riuscire a entrare proprio in empatia con loro, quindi dal piangere all'urlare, al ridere, al condividere i momenti più difficili, anche quelli più di felicità, riesce proprio a volte a farti anche dimenticare che sei lì per competere. Do you meet also other athletes apart from athletics in the Olympic Games, or just? Avete incontrato anche altri campioni oltre a quelli di atletica durante i giochi? Yes, we do. We get to see all different type of athletes from different sport, like Kobe Bryant, LeBron James. I mean, all the works of the basketball players, tennis players. And I mean, just as much as we're excited to see them, they're also excited to see us. So when we would think they're stars, they'd be like, "Oh, you're a star," and I mean, that's like what we would do. that's how we would act when we see each other. So I mean, it's kind of fun, and I mean, and also just by running in track and field, you get to know other athletes from other country who does track and field. So I mean, at some point in time, we all exchange and go to each other's dorms and, you know, have fun and all that. So yeah, we do meet with other athletes. Sì, c'è stata occasione anche di incontrare altri atleti, altri campioni, soprattutto del basket e del tennis, e quindi a volte è anche abbastanza singolare il fatto che li guardi come se fossero delle star e anche loro guardano te come una star, quindi è una specie di riconoscimento reciproco e si riesce anche a trascorrere il tempo piacevole insieme e a godere della reciproca compagnia. Is there any question from the audience? Ci sono domande dal pubblico? Yes, one question from the audience. La puoi portare, Elena? È più difficile essere la donna più veloce del mondo o l'uomo più veloce del mondo? What is more difficult to be the fastest woman of the world or the fastest man of the world? I don't know. I think they're both equal because, I mean, as an athlete to stay on top, it takes a lot of hard work and a lot of discipline, so I would definitely say both. Direi, in realtà, in principio non lo so, direi entrambi perché entrambi sono uguali, perché essere al top richiede in entrambi i casi molta disciplina e molta passione, un lavoro molto duro. I got two questions. The first one is probably I've already been asked that, but are you a bit jealous of Usain Bolt? And the second one is I always wondered why you guys need to be so muscled, even in your arms or biceps and everything, if you just need your legs to run. I can't be jealous of somebody for what they have, because what they have, I think they're earning it. So I give all the praise for what you have achieved. And for the most part, I think you'd have to ask my coach. I'll get back to you on that one. Allora, la domanda era un po' sulla competizione con Usain Bolt e ha detto che semplicemente rispetta tutto quello che ha guadagnato, perché evidentemente l'ha guadagnato sul campo. E l'altra domanda era in merito al fatto che hanno comunque anche i muscoli delle spalle, delle braccia sviluppati, quando in realtà basterebbero quelli delle gambe per correre, e lui ha detto che rigiro la domanda al coach e quindi ti farà rispondere da lui. Yes, we have another question coming from internet regarding the last thought before a race. The last thoughts. L'ultimo pensiero, cioè una domanda che arriva dalla rete, l'ultimo pensiero prima di iniziare la gara. All of us as athletes have our own way of dealing with what we think about, and sometimes some athletes might think about a whole bunch of stuff and others might just be blank, and some people might just have specific instructions that they follow when they go out there to compete. So it all depends on what type of athletes are you, and for you to go out there and do well. So different athletes do different things.
dipende molto dal tipo di sport che si pratica e ogni atleta ha il suo modo per riuscire a concentrarsi al massimo prima della performance, quindi può essere che uno si concentri su una singola cosa, uno abbia la mente sgombra, dipende dall'approccio che altri che per esempio seguono le istruzioni che gli vengono date dal coach, quindi dipende l'approccio che si ha con lo sport, dipende ognuno cosa sceglie di fare. Luca Lorenzini, sempre from the internet, says Hope Solo, the goalkeeper of US national team, said that 75% of the athletes had sex during the Olympics. Do you think it's true or not? Il 75%. 75. Sorry, could you repeat? You are. This is the opinion of the goalkeeper of the United States football team, Hope Solo. Questa è l'opinione. Well, I am not in that 75%. If it works for you, you do it. So, that's up to you. I don't think they did a survey for that because they certainly never come to the Jamaica camp to do a survey. So I don't believe about the 75% having sex during the Olympics game. La domanda era se faceva parte del 75%. Maybe it's just the football team. Yeah, the football team are the worst. Del 75% degli atleti ha avuto dei rapporti durante le Olimpiadi e loro hanno detto che non fanno parte di questo 75%, se vai lì lo fai per te stesso e non per nessun altro. Okay, if there are no other questions from the audience, another one from the singer. Who's your favorite DJ? Chi è il tuo DJ? Chi è il vostro DJ preferito? I have a few. Io ne ho un paio. Conscience, Movado. Yeah. Sono i nomi Sì. tali e quali. I'm a Beanie Man fan. Yeah, the ladies seem to prefer Beanie Man. So do I. And also like people like Barry's Hammond, so we can jam. Obviously, Bob Marley, I have to big up himself. We have to big up Bob Marley, of course, because he's the legend. And favorites. Sicuramente tra gli altri anche Bob Marley, che è una leggenda. I would have to say I'm a Bounty Killer fan. Yeah, I'm a Bounty fan, I really like the cross, angry and miserable side of him. And I also like, I do like Ioctane as well. Yeah, I'm a big Ioctane fan. And of course, Taros Riley. È una fan. Yes, and Etana, yes. Ha detto un elenco di nomi. My artist is Vice Cartel, the real boss. Also my cousin Jim Laden. And and DJ Nicholas. And all of my artists. I don't have. Ne ha diversi, non sa scegliere. You can choose. Sì, dove fai? We have a question from the beach. Abbiamo una domanda dalla spiaggia. So, I'm from Brazil, and I've been looking for the Olympic Games, and I'd like to have a question to you, because I saw all of you, and when you win, you saw like you defend your country, and I saw over there a friend of you, they are a winner. I'm not gonna talk the name, but they think and want to arrive themselves, not defend the country. Like when they win for themselves, not for the country, not defend the country. So I asked you, what do you think about that? C'è chi partecipa alle Olimpiadi solo per se stesso e non in rappresentanza di un paese, del proprio paese. E cosa ne pensate? I think
first of all, as athletes, we are the ones who wake up at 5 a.m. and go to the track and we train. So we have to first do it for ourselves before we can do it for anybody else. If someone decides that they're running for themselves, then I mean that's their opinion. You know, that's what they believe. And for me, I think I have different persons who I run for. I run for myself, first of all. I run for my family. I run for what I believe in, you know. I don't run for man. I've always said I never run for man. I run for God because that's where my talent comes from, and He's the person that I want to be pleased. I mean, once you cross the line, you're wearing the national colors. So, I mean, it's automatic that you're running for Jamaica. Per me è abbastanza chiaro che una volta che tagli il traguardo stai vestendo i colori della tua nazionale, quindi è abbastanza chiaro che tu corri per la nazionale, però ogni mattina chi si sveglia alle 5 per fare gli allenamenti sono io, cioè nel senso è lei, e quindi bisogna avere sempre in chiaro per chi stai correndo, quindi lei per esempio lo fa per se stessa, per la sua famiglia e per Dio che le ha dato questo immenso talento. I would like to thank you very much, the Olympic team of Jamaica, all of you guys, thank you very much. Voglio ringraziare tutto il permettetemi di ringraziare uno dei nostri sponsor, che è l'azienda vitivinicola Borgo San Daniele di Cormons, che offrirà a tutti il vino bianco friulano, che è il vino più buono del mondo. Con questo noi vi ringraziamo di nuovo il Comune di Lignano e l'assessorato al turismo del Friuli Venezia Giulia nella persona della dottoressa Federica Seganti. Arrivederci, alla prossima.